Un'azione fulminea durata pochissimo mentre i proprietari erano in casa. Siamo in via Concordia, a Tezze sul Brenta. Eros Bizzotto, il capofamiglia, era rientrato da poco e stava facendo la doccia. La moglie, in cucina, stava preparando la cena. Non si sono accorti di nulla. I malviventi sono penetrati in camera da letto e hanno fatto razzia di oggetti preziosi. La moglie era in cucina e io ero in lavanderia a farmi la doccia, sono saliti da questo poggiolo, hanno saltato questo, sono entrati nel mio, là avevo la persiana abbassata e anche la porta chiusa, avevo staccato l'allarme perché eravamo dentro ma era proprio la prima volta, hanno sforzato la sala cinesca, sono entrati in camera e là hanno agito in affare penso di un minuto o due e mi hanno portato via, svaligiato l'oro e gli orologi. Nessun rumore, sono entrati, hanno messo a soqquadro la stanza e poi via, fuggiti in un attimo con il bottino, spariti nel buio della sera. I carabinieri sono arrivati poco dopo, ma dei banditi nessuna traccia. Bizzotto ci racconta lo shock che ha vissuto quando ha scoperto il furto. Io ho le gambe che tremavano, sebbene che ho anche il porto d'armi e cose come, però non hai neanche il coraggio di alzare una mano proprio. Io manco, poi non so gli altri, ma tanta paura, tanta paura. Sua moglie? Mia moglie era tutta agitata, proprio stanotte abbiamo passato in bianco, fortunatamente non ci hanno neanche fatto del male a noi, perché dobbiamo pensare anche a quello, perché adesso hanno sempre il coltello in tasca. La paura c'è e il trauma resta. Fortunatamente non ci hanno fatto del male, continua a ripetere Bizzotto, e per fortuna non li ho scoperti mentre erano ancora dentro in camera. Sono molto preoccupati anche i vicini di casa. Adesso io ho l'app del 112, Where Are You, che secondo me è molto valida, però insomma cioè, se ti prendono all'improvviso, anche perché cioè, fa paura che ti tendino. I carabinieri tutto ieri sera, loro non fanno niente, hanno le mani legate, la magistratura deve cambiare questa legge qua. Cioè se deve punire la gente, cioè, oppure fare una videosorveglianza, mettere delle telecamere sulle vie qua, perché sennò non vivi più dentro qua.